Febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Gli esami radiologici del torace evidenziano lesioni infiltrative bilaterali diffuse. Sono i sintomi della polmonite da coronavirus, quello per intenderci che in Cina, in particolare nella città di Wuhan, ha fatto già diverse vittime e si sta espandendo rapidamente anche in altri paesi. Un virus che si trasmette da uomo a uomo e visto il continuo viaggiare per lavoro e non, il rischio che arrivi anche da noi è elevato. Da qui la parola d'ordine prevenire. La Regione Veneto ha così diffuso a tutte le USL la circolare del Ministero della Salute con quelle che sono le precauzioni da adottare in particolare per chi viaggia. Vaccinarsi contro l'influenza almeno 2 settimane prima della partenza, se non posticipare i viaggi a Wuhan se non necessari, evitare contatti con chi soffre di infezioni respiratorie acute, di base lavarsi spesso le mani, soprattutto se a contatto diretto con persone malate, da evitare anche mercati ittici o di animali vivi, ma anche il contatto con animali d'allevamento o selvatici, vivi o morti. Per chi sviluppasse i sintomi dell'infezione invece deve evitare contatti ravvicinati, coprirsi la bocca con fazzoletti monouso in caso di sternuti o colpi di tosse e ovviamente lavare le mani.